L'approvazione del regolamento oggi in commissione che torna in giunta per la sua applicazione definitiva è la dimostrazione di una politica intelligente che sa ascoltare i cittadini veneti e rivedere alcune posizioni che erano evidenziate nel corso della prima applicazione di questa legge. Quindi un nuovo regolamento che risolve gran parte dei problemi emersi proprio in fase di prima applicazione, che dà una prospettiva futura a chi sta all'interno degli edifici delle ATE di una tranquillità, anche con il regolamento equo del canone di affitto, e chi inizia a prospettare con queste nuove risorse una politica del futuro nelle case ATER proprio per riuscire a dare a chi ha bisogno delle case a prezzi competitivi. La Giunta ha fatto delle proposte che ci convincono parzialmente, quindi sostanzialmente bene ma non benissimo. Siamo preoccupati per alcune conseguenze e quindi ci siamo astenuti per aspettare l'arrivo dei bollettini che saranno veramente la verifica se le modifiche apportate dopo un'applicazione disastrosa della legge e del regolamento, effettivamente questo nuovo regolamento sarà efficace. Noi nutriamo alcuni dubbi, li abbiamo esposti in commissione, in particolare pensiamo si penalizzino ancora i pensionati e le persone anziane che dovranno pagare un canone ancora molto elevato secondo le nostre provvisioni. Felici se saremo smentiti, però ci teniamo molto abbottonati per dire che va bene così. Quindi verificheremo a gennaio-febbraio in maniera attenta in tutti i centri di edilizia residenziale pubblica.